Cutrona salta benissimo, Cutrona in mezzo, Cutrona forse fermato con un fallo. Di Dio, interviene lui. E attenzione, siamo al limite della Di Dio, deviazione. Parte Di Dio. Col gol di Dio, 1-0 per i 3M. Gran punizione, raso terra per Di Dio, che è riuscito a sbloccare il risultato per la sua squadra. Cutrona per Calvaruso, Calvaruso punta, Calvaruso ancora in mezzo a due, fermato, salta Parrino regolarmente. Parrino per... attenzione alla palla in mezzo, Parrino, grandissima parata del portiere Tripoli. Finazzo salta benissimo Viviano, Finazzo con la sola ancora, Finazzo con la punta, vicinissimo al raddoppio. Calvaruso non è arrivato per pochissimo. Ora Cutrona aspettava forse l'uscita del portiere, attenzione da fuori Monteleone, bella palla per Parrino, ma una grandissima parata di Tripoli. Caresani sul punto di battuta, ancora Parrino, Caresani rinviene al volo, stava trovando un gran gol Caresani ancora, supera l'uomo Caresani per Imperato, si gira Imperato, di poco fuori, si era girato però il 19. Parrino Di Dio, ancora Di Dio, Finazzo gran finta, riesce a metterne 3-2. Finazzo stava per perdere la palla ma riesce a trovare Di Dio, supera l'uomo Di Dio, ancora lui, Giuseppe Di Dio, 2-0, grandissimo gol. Due uomini in barriera per Tripoli. Caresani si allarga alla fine, quindi Emmolo cerca Caresani in mezzo, non riescono a concludere verso la porta, quindi Tripoli. Finazzo per Molinaro, gran numero di Cutrona col mancino, 3-0, buca le mani di Guerrero ed è il 3-0 del capitano Cutrona. Caresani riparte, ancora Caresani, mezzo per Imperato, ancora una volta una chiusura importantissima di Cutrone. Ora Calvaruso per Molinaro in mezzo, non riesce a chiudere Calvaruso, ma una grandissima azione questa di Imperato punta l'uomo, grandissima palla per Finazzo, per Hernandez, scusate, 3-1, grandissima palla di Imperato per Hernandez, e quindi interviene Calvaruso allarga per Molinaro, gol 4-1 di Molinaro, è riuscito a convertire in gol il passaggio. Viene con la sola, la palla è per Imperato con la sola, non c'è niente, dice l'arbitro, era Molinaro, ancora per Calvaruso, la terza è quella buona, 5-1, riesce a concretizzare Guerrero, Emmolo, la palla per Hernandez, riesce a metterla in mezzo e c'è l'autogol di Finazzo, 5-2. Riuscirà ad accorciare le distanze, parte Caresani con la rincorsa, il tiro e la parata di Tripoli. Guerrero parte lui con la punta, ancora Tripoli, però libero calciato male, morbido, converge il 21, ma ancora è chiuso da Molinaro. Ora Emmolo si ferma perché il compagno finisce qua. Con il risultato di 5-2 i 3M battono la capolista Sporting